quel sogno cos'è? Sarà perché coloro il mondo attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai, se resterà in te, so che mai non ti perderai, se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai, cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, voglio un giorno senza fili, che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Ragazzi e ragazze, ascoltateci con grande attenzione perché questa sera parliamo di un argomento molto interessante e soprattutto molto utile. Parliamo di sicurezza stradale. Ecco, ora, quello che potrebbe sembrare un argomento magari noioso, ma dai, no, non c'è bisogno, invece diventa un argomento legato a doppio filo con la bellezza, con il talento e con lo spettacolo, perché da un po' di anni a questa parte è nato un concorso che sta spopolando nella nostra nazione. Il concorso si chiama Miss Motors, proprio da un paio di anni si è accostato anche quello di Mister Motors, e in Sicilia i responsabili sono qui a fianco mio e sono Enzo Messineo, buonasera. Ciao. Enzo, e Gianni Bellemund. Ciao, ciao. E allora Enzo, innanzitutto benvenuto, tu sei un organizzatore di fama regionale e io proprio tra le mani ho un casco, perché dalla sicurezza stradale parte il messaggio che tu ormai con le tue ragazze e con la tua organizzazione da tanti anni dai nelle piazze con l'organizzazione di questo concorso. Le tue ragazze non sono miss, ma sono delle ambasciatrici della sicurezza stradale. Le mie ragazze, grazie. Le ragazze di Miss Motors. Sì, questo concorso ha questo messaggio sociale che in giro portiamo in tutte le piazze e speriamo che abbia dei risultati, perché alla fine queste ragazze quando arrivano in finale nazionale fanno un corso di guida sicura, teorico e pratico. Dopodiché apprendono tante di quelle cose, come si indossa un casco, come si fa un sorpasso e tante di quelle altre cose che poi dovrebbero trasmettere e lo trasmettono sicuramente, dopo aver visto anche delle immagini e tante altre cose, a tutti i loro amici. Quindi noi andiamo poi nelle piazze a parlare tra i giovani con il linguaggio giovane tra i giovani, che è la cosa più importante. E nel vostro concorso la vincitrice non viene incoronata con la classica corona, sera, sì, ma proprio con un casco, quindi anche questo è un messaggio importante. Noi lo diciamo sera spesso non nelle regaliamo serate. noi Mettete il casco, allacciate la cintura di sicurezza. Ma un casco proprio per dare, e la CCM è uno sponsor ufficiale nazionale che ogni anno ha abbracciato questa causa, e ogni anno è con noi e proprio regaliamo un casco proprio per trasmettere questo messaggio importantissimo. Le ragazze tra l'altro realizzano anche un calendario che poi va nelle case degli italiani e quindi giorno per giorno ricordano un messaggio di sicurezza stradale. Ricorda di non metterti al volante se hai bevuto troppo, ricordati di allacciare la cintura, ricordati di non sorpassare, mantenere le distanze di sicurezza, di allacciare sia le cinture ma anche il casco, perché molti indossano il casco ma non lo allacciano. Ed è inutile, è assolutamente inutile. No, anzi forse è anche più pericoloso. Gianni, noi ti conosciamo perché tu sei un grande amico di questa astronave e tu sei il responsabile regionale della parte maschile del concorso. Mister Motors, che da un paio d'anni a questa parte sta spopolando tanto quanto Miss Motors, quindi il messaggio è valido per le donne ma è valido anche per gli uomini. Sì, tra l'altro devo dirti che con grande orgoglio l'anno scorso il vincitore del titolo nazionale Mister Italis faceva parte di uno dei ragazzi che ho portato io, Marco Aperi. Che sì, bello, salutiamo con un applauso, ragazzo tra l'altro bellissimo. Sì, anche per i ragazzi un messaggio importante, tant'è vero che alla finale nazionale ogni ragazzo, anziché presentarsi con una battuta personale, deve rivolgersi verso la giuria dicendo qualcosa che abbia attinenza con la sicurezza stradale. Sì. Quindi il messaggio proprio arriva. Io voglio ricordarvi che il concorso è organizzato dalla Royal Agency, da Bruno D'Alto, e il concorso, Enzo, diciamolo, è un'occasione per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Sicuramente è il primo passo che tutte le ragazze fanno per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda, del teatro, del cinema.
è gratuito e quindi è una vetrina che chiunque vuole iniziare approfitta. Noi che organizziamo diamo proprio loro questa opportunità. Questa grande opportunità. Cosa bisogna fare per iscriversi? Perché ovviamente giugno, luglio, agosto sarà tempo di selezioni. Sì, noi già abbiamo iniziato con la prima selezione, l'abbiamo fatto in L'abbiamo occasione della lanciata festa noi, delle donne. ricordo, Sì. l'abbiamo lanciata noi. Tant'è vero che qui ci sono alcuni dei finalisti regionali. Niente, per partecipare al nostro concorso basta contattarmi al 346 3209 376 oppure su Facebook aggiungere Mister Motors che abbiamo il... Per le miss c'è anche aggiungere il sito, su ricordiamo. Facebook sì, Euroeventi e poi noi gli daremo tutte le Perfetto. spiegazioni possibili. Ragazzi, buon lavoro e complimenti Grazie. perché fate una cosa molto bella e soprattutto molto utile. Io ringrazio anche i ragazzi e le ragazze che sono stati con noi a bordo di questa astronave e vi ricordo davvero che talvolta è sufficiente veramente poco tenere attenzione a 3-4 regole fondamentali e si evitano tragedie veramente grandi. Quindi complimenti agli organizzatori, complimenti a Miss Motors e Mr. Motors, grazie a Gianni e grazie ad Enzo.